BUS di Mestre, la Procura di Venezia chiude l'inchiesta a carico di 7 dirigenti del comune. Nell'incidente morirono 22 persone e 14 rimasero ferite. Il sindaco Brugnaro con i segretari dei partiti che sostengono la maggioranza ha messo a punto il nuovo assetto di giunta che prenderà forma dopo le elezioni in regione di Besio e Tomaello. Entrano Vallotto d'Anna e Canton. La Corte d'Appello di Venezia ha proclamato Alberto Stefani presidente del Veneto. Da ora 10 giorni per nominare la giunta, finisce ufficialmente l'era Zaia. Definitiva la condanna a 24 e 21 anni per i cugini Rasu e Marina Rasu per aver ucciso a calci e pugni il 32enne Lorenzo Nardelli in un ascensore di un condominio a Mestre. Sanità, turni da 12 ore per gli infermieri dall'ospedale all'Angelo di Mestre. L'annuncia della UIL e gli operatori sottopagati abbandonano questo lavoro per andare a fare i cassieri. Anche la zona nord del Lido di Venezia San Nicolò ha inaugurato il suo albero di Natale tutto illuminato. Davanti alla chiesa introduce alla festa di San Nicola e Santa Claus per i paesi nordici. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, l'avete sentito, in primo piano la strage del bus. 7 dirigenti del comune di Venezia sono indagati per la strage del bus di Mestre. Nell'incidente morirono 22 persone e 14 rimasero ferite. Nell'atto della procura non figura il nome dell'amministratore delegato della società La Linea, proprietaria dell'autobus. Dovranno rispondere a vario titolo dei reati di crollo colposo, omicidio e lesioni colpose anche stradali. Dopo più di 2 anni, la Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di 7 dirigenti del comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre del 2023. Quella drammatica notte si verificò uno dei disastri stradali più gravi nella storia di Venezia. Nell'incidente morirono 22 persone, tutti turisti stranieri in vacanza e un italiano, l'autista trevigiano Alberto Rizzotto. Altri 14 passeggeri rimasero feriti. Gli indagati, saliti da 4 a 7, sono come detto dirigenti del Comune di Venezia, mentre non figura nell'atto della Procura il nome di Massimo Fiorese, amministratore delegato della società La Linea, proprietaria dell'autobus, la cui posizione potrebbe essere stata stralciata in vista della possibile archiviazione. Il sindaco Brugnaro con i segretari dei partiti che sostengono la sua maggioranza ha messo a punto il nuovo assetto di giunta che prenderà forma dopo le dimissioni di Besio e Tomaello che sono entrati in regione. Sarà operativa prima di Natale la nuova giunta comunale del sindaco Luigi Brugnaro per restare in carica per circa 6 mesi fino alle prossime elezioni amministrative di primavera 2026 nel comune di Venezia, un ridisegno necessario dopo l'ingresso in regione come nuovi consiglieri regionali di Andrea Tomaello, attuale vice sindaco della Lega, che sarà sostituito da Sergio Vallotto con la stessa carica e segretario provinciale del Carroccio, e di Laura Besio, assessore di Coraggio Italia, da qualche settimana passata nelle liste di Fratelli d'Italia, eletta a Palazzo Ferrofini. Le 2 uscite saranno rimpiazzate da 3 nuovi ingressi che andranno a ripartirsi anche le deleghe lasciate da Renato Boraso, tenute prima delle dimissioni per le sue note vicende giudiziarie. Oltre a Vallotto entreranno quindi in giunta comunale Paolino Danna di Coraggio Italia, che dovrebbe avere le deleghe al personale e ai servizi ai cittadini, e Maica Canton per le politiche educative, manutenzioni cittadine e arredo urbano di Fratelli d'Italia. L'assessore Michele Zuini, che ha partecipato all'incontro come segretario di partito per Forza Italia, fa una sintesi. Abbiamo concordato di far entrare 3 nuovi assessori, 2 sostituiranno gli uscenti Tomaello e Besio, il terzo va a prendere quel posto vacante che era stato lasciato dall'assessore Boraso. Vengono ridistribuite le deleghe, soprattutto quelle della Besio, tra la Maica Canton di Fratelli d'Italia e Paolino Danna di Coraggio Italia, mentre al posto di Tomaello, con le stesse identiche deleghe e con la carica
carica anche di vice sindaco viene portato Vallotto, l'onorevole Vallotto, che è segretario provinciale della Lega, come era stato messo Tomaello come segretario a quel tempo provinciale della Lega. Ecco i tempi di insediamento e ci saranno 2 nuovi consiglieri comunali a Cafarsetti. Diverse dalla mia, però uno è Coraggio Italia, l'altro è Fratelli d'Italia. Mi pare che in Coraggio Italia dovrebbe entrare Ciro Cotena, che è un lidense e che era già stato consigliere comunale nella prima consigliatura di Brugnaro. Se è lui ne sono molto felice, perché è un amico oltre che appunto un lidense e un conoscente, per cui molto bene. E quando sarà operativo, quando ufficializzerà? I tempi sono legati a quando scatteranno le nomine all'interno del Consiglio, l'insediamento del Consiglio regionale. A cascata immediatamente si farà quello della nuova giunta. Prima di Natale? Sicuramente prima di Natale. E sull'inchiesta relativa alla strage del bus sul cavalcavia emergono nuovi particolari: negligenza, imprudenza e imperizia per non aver promosso e attivato costanti controlli sullo stato del nuovo cavalcavia di Venezia, quanto osservato dai pubblici ministeri di Venezia, Laura Carmeli e Giorgio Gava, nell'avviso di conclusione delle indagini a carico dei 7 dirigenti del comune accusati di omicidio colposo, crollo colposo e lesioni anche stradali per la strage del bus di Mestre, che portò, come avete sentito in apertura di questo telegiornale, alla morte di 22 persone e al ferimento di altri 14. I PM sottolineano che gli indagati in relazione ai rispettivi ruoli ricoperti non avrebbero monitorato adeguatamente il cavalcavia e disposto appropriati interventi almeno di manutenzione, data la presenza di un varco nella barriera stradale e lo stato complessivo di deterioramento della stessa. Avrebbero quindi contribuito a mantenere una situazione di pericolo strutturale. Ed ora torniamo alla politica. La Corte d'Appello di Venezia ha proclamato Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, da statuto. Ora ha tempo 10 giorni per nominare i componenti della giunta regionale. Contestualmente sono stati proclamati 51 eletti in Consiglio regionale, tra cui Stefani stesso. Anche in questo caso la prima convocazione del Parlamentino Veneto deve avvenire entro il 10° giorno dalla data della proclamazione del presidente. Cessano la giunta regionale e il presidente in carica. Si chiude così l'era di Luca Zaia. La prima seduta del Consiglio regionale sarà presieduta in via provvisoria e fino all'elezione del nuovo presidente sull'Assemblea legislativa dal consigliere anziano Riccardo Szumski, coadiuvato dai consiglieri segretari più giovani Jacopo Maltauro e Enrico Pressi. Ed ora parliamo dell'omicidio Nardelli. Definitiva la condanna a 24 e 21 anni per i cugini Radu e Marin Rasu per aver ucciso a calci e pugni il 32enne Lorenzo Nardelli in un ascensore del condominio Bandiera in Rampa Cavalcavia a Mestre. Rigettato il ricorso presentato dall'avvocata dei cugini Rasu per contestare l'aggravante della crudeltà a loro imputata, la difesa aveva portato il caso in Cassazione sostenendo che i Rasu avrebbero reagito convinti di avere a che fare con una persona che si era introdotta in casa loro per rubare. La Corte invece ha reso definitiva la condanna a 24 anni di Radu Rasu e 21 anni per Marin Rasu per aver ucciso a pugni e calci il 32enne Lorenzo Nardelli. Il fatto risale alla notte tra il 9 e il 10 agosto 2023, quando il 32enne si era recato al numero 9 del condominio Bandiera in Rampa Cavalcavia a Mestre per un incontro sessuale a pagamento, fatto lecito. La brutale aggressione da parte dei cugini era avvenuta perché Nardelli aveva sbagliato appartamento. I due si erano scagliati contro di lui inseguendolo in ascensore, dove lo hanno pestato a morte. Un'aggressione durata 18 minuti e descritta dai giudici della Corte d'Appello come una vera e propria tortura. Un omicidio frutto di un errore, così era stato definito in fase processuale. Ora la Cassazione invece ha deliberato la sentenza definitiva per i due cugini Rasu per una pena complessiva di 45 anni. Ed ora siamo alla sanità, turni da 12 ore per infermieri dell'ospedale All'Angelo di Mestre, la denuncia della UIL, gli operatori sottopagati abbandonano l'app per andare a fare i cassieri.
Gli operatori sono stanchi e non trovano soluzioni. Oltre a un esaurimento fisico siamo di fronte anche a un esaurimento emotivo. Infatti i dati parlano chiaro, c'è proprio un abbandono delle professioni sanitarie, chi può scappa. Mi trovo infermieri con una laurea in tasca che decidono di andare a fare i cassieri sul supermercato. Turni fino a 12 ore, a volte 12 giorni consecutivi di lavoro per sopperire alla mancanza di organico. La denuncia arriva dalla UIL di Venezia. Il sindacato si fa portavoce degli infermieri dell'ospedale All'Angelo di Mestre, stremati da una condizione non più sostenibile. Si fa riferimento soprattutto agli infermieri di area medica. L'amministrazione, per garantire la continuità assistenziale, sottopone infermieri anche a 12 ore di servizio continuativo, turni massacranti, continui richiami in servizio. A questo si aggiunge anche il rischio veramente per la salute del personale, ma soprattutto anche quella dei pazienti che sono ricoverati. Qualità delle cure che si riflette anche sulle ore che ogni infermiere può dedicare ai pazienti. Sono gli stessi a lamentare che il tempo è sempre più contingentato e dunque a risentirne è anche il livello di assistenza. Per quanto riguarda le aree mediche sono previsti 190 minuti, che sono circa 3 ore a paziente al giorno. Una cifra veramente irrisoria. L'hub di Mestre deve avere una taratura diversa rispetto agli ospedali spoke, perché gravitano in quell'ospedale tutti i pazienti più gravi che hanno bisogno di cure particolari. Quello che succede a Mestre non è altro che quello che succede in giro per la regione e anche oltre la nostra regione, perché ci sono situazioni che stanno esplodendo ovunque. C'è un malcontento, c'è una difficoltà e c'è una poca attrattività della professione. Nessuno più vuole fare l'infermiere. Bandito nei giorni scorsi un nuovo concorso per gli infermieri, ma questo, sottolinea il sindacato, non basterà a coprire il turnover. Per l'Ustra è Serenissima sono previsti solamente 80 infermieri. Si possono assumere solamente, la regione ha dato autorizzazione per assumere solamente 80 infermieri che peraltro verranno assunti di colpo, ma dopo ci sarà la necessità di sostituire quelli che vanno in pensione. A questo si aggiunge anche l'entrata in funzione delle case di comunità. Ci sarà la necessità di riempire questi contenitori, perché per ora è stato semplicemente creato appunto un contenitore, ma se restano scatole vuote significa che è proprio un buco nell'acqua. Sanità e legge finanziaria, sentiamo ora le parole della segreteria della CISL. Pensiamo che vadano migliorati gli interventi sulle pensioni, soprattutto sulle pensioni delle persone più fragili, vada assolutamente scritto nella norma che riguarda la defiscalizzazione dei contratti di primo livello che devono essere quei contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e allargata alla platea, perché altrimenti rischiamo di tenere fuori diversi lavoratori. La CISL non boccia in blocco tutta la finanziaria, nella quale vede ad esempio una certa attenzione al ceto medio e un rafforzamento, seppur non risolutivo, delle assunzioni di medici e infermieri. Il sindacato però scenderà comunque in piazza il 13 dicembre per chiedere miglioramenti di ciò che non va. L'appuntamento di Roma, in cui è prevista anche una folta rappresentanza veneta, rappresenta il culmine della campagna di mobilitazione Il cammino della responsabilità. La manovra è il primo tassello di un grande patto, una grande alleanza che noi abbiamo proposto al Paese, alle parti riformiste del Paese, quindi alle altre parti sociali, alle parti imprenditoriali e al governo, per traghettare il nostro Paese fuori dalle secche nelle quali si trova, ma soprattutto per gestire la fase che va oltre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un modello di concertazione per unire le forze verso obiettivi comuni che ha un suo corrispettivo anche in Veneto. E dalle prime affermazioni che ha fatto il nuovo Presidente noi siamo molto fiduciosi che abbia colto il valore della proposta che abbiamo fatto, perché la nostra è complementare a quella nazionale, ovviamente dimensionata sul livello regionale, e il Presidente Stefani, devo dire che la prima uscita che ha fatto a Job Orienta è venuto al nostro stand e ha detto che lui condivide l'idea del Consiglio regionale dell'economia e che si farà. All'orizzonte c'è però già un interrogativo che genera più di una preoccupazione. Cosa accadrà alla nostra economia una volta esauriti i fondi del PNRR? Temiamo che finito l'effetto del PNRR ci sia il rischio di ritornare indietro, e invece noi pensiamo che bisogna avanzare, ed è per questo che al governo abbiamo proposto il patto della responsabilità. Già a luglio nel nostro congresso il Presidente del Consiglio Meloni ha aperto alla possibilità di ragionare, di discutere, per cui noi rilanciamo ancora una volta questa esigenza.
Alberghi vicini al tutto esaurito a Jesolo grazie all'organizzazione di grandi eventi. Il litorale veneziano sta vivendo una nuova stagione turistica anche d'inverno. Abbiamo circa una sessantina di alberghi aperti in questo momento. Io penso che raggiungano dei tassi di occupazione di quasi tutto esaurito. Cosa che sembra molto strana in questo periodo. Alberghi pieni a Jesolo nel mese di dicembre fino a qualche tempo fa sarebbe sembrato impossibile. Sulla costa una volta al massimo si parlava e si mirava al cosiddetto allungamento della stagione estiva. Oggi invece si parla apertamente di nuova stagione ed è qualcosa che è stato reso possibile soprattutto attraverso l'organizzazione e la promozione di grandi eventi. Possiamo dire che dicembre inizia alla grande con i mondiali di karate giovanile e quindi con un tasso di occupazione importante, perché circa 4.000 atleti con tutto l'indotto e quindi con familiari, mamme, genitori in genere che li seguono. Jesolo non è da sola, eventi in grado di suscitare interesse ed esercitare un richiamo turistico prima sconosciuto in questa parte dell'anno avvengono anche in altre località del litorale. Un'operazione nella quale, secondo Contarini, occorre fare squadra anche con gli enti pubblici. Si accresce quello che è l'appeal di Jesolo, che sappiamo già essere forte, ma che necessita di continuare ad essere forte e a crescere. Abbiamo visto che con l'apertura dei servizi sanitari sulla spiaggia viene gradita in maniera maggiore la passeggiata sulla spiaggia, e questo ci dimostra che sono proprio i servizi a fare grande la località stessa. Il comparto veneto di produzione delle giostre punta ad allargarsi a nuovi mercati internazionali come i paesi del BRICS, anche attraverso un video di promozione di un settore che ha una forte vocazione all'export. Ci proponiamo di dare un contributo al lancio internazionale, al potenziamento dei mercati internazionali del distretto della giostra. Tutti salgono in giostra, ma non tutti sanno dove le giostre si producono. Eppure la filiera della giostra in Veneto rappresenta un piccolo grande miracolo economico in grado di esportare tecnologia, creatività e divertimento in tutto il mondo. In Veneto gli addetti totali, oltre al distretto della giostra, sono circa 3.000. E siamo tra il 70-80% della produzione Made in Italy. Il 90% è la quota di esportazione che abbiamo ogni anno in tutti i parchi, parchi del mondo. Un comparto che fonda le sue origini in Polesine e che si racconta per la prima volta attraverso un progetto audiovisivo finanziato dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Sicuramente verrà utilizzato nelle fiere internazionali a cui il distretto partecipa, le aziende del distretto partecipano. Immagino anche che possa essere per esempio le Olimpiadi o altre situazioni in cui ci possa essere un aspetto di internazionalizzazione. Ultimamente il distretto si è buttato anche tipo negli Emirati Arabi, per cui e tutti i paesi anche dei BRICS. Se l'obiettivo del video è contribuire ad accrescere la notorietà del distretto, a rafforzarne la posizione sui mercati internazionali, sarà un lavoro di squadra che parte anche da una presa di coscienza della forza di questo comparto da parte degli stessi elementi che la compongono. È un mondo molto variopinto, la parte principale sono proprio piccole imprese artigiane, anche e soprattutto per alcune tipologie di lavoro. Ovviamente poi ci sono anche alcuni driver, alcuni player importanti che sono imprese più strutturate, ma comunque la dimensione è tutta medio-piccola. Qual è quindi l'ambizione? È quella di far sì che queste imprese in qualche modo, in qualche forma possano cominciare a lavorare in squadra. Con la festa di San Nicola entrano nel vivo le festività natalizie. Anche la zona nord dell'isola di Venezia, San Nicolò, ha il suo grande e bello albero di Natale davanti alla chiesa e introduce la festa di San Nicola o Santa Claus, venerata e conosciuta soprattutto nei paesi nordici. San Nicola, patrono dei naviganti, è il 6 dicembre e l'associazione Insieme per San Nicola, presieduta da Marina Faraguna, da anni porta avanti un bellissimo gemellaggio con Bari, proprio nel segno di San Nicola, Venezia e il Lido. Accendiamo quest'albero dedicato alle mamme di ieri, alle mamme che ci saranno e che saranno e alle mamme di oggi, come simbolo unico di infinito di natività. È un albero fatto di un sacrificio fatto anno per anno,
di un lavoro minuzioso e certosino che mi ha trovato responsabile di questa enorme e grandiosa. Dopo i saluti istituzionali a cura dell'assessore Michele Zuin, gli interventi anche di Raffaele Ambroso, amministratore delegato dell'aeroporto Nicelli e della Polizia Locale del Lido. Poi, sportandosi in chiostro, è stato il momento dell'applaudito concerto del New Quartet Jazz Band, un appuntamento, quello dell'accensione dell'abete natalizio, che torna per il terzo anno consecutivo con grande entusiasmo. È dedicata sempre al quartiere di San Nicolò, per cui abbiamo coinvolto una band jazz locale che è la New Quartet Jazz Band. Ci sarà all'interno del monastero di San Nicolò un concerto jazz, nonché ospitati dal Global Campus of Human Rights, l'università appunto che è presente all'interno del monastero di San Nicolò, nonché con l'aiuto dello stesso aeroporto. Tutto il quartiere di San Nicolò ha acceso il Natale perché San Nicola ci protegge ed è il primo albero acceso al Lido. Buon Natale a tutti e viva San Nicola! È tutto, ora la sigla per le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata.